a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi chiuderemo la dilogia su due termini simili, il primo era ingarrare e oggi parleremo invece del suo esatto opposto, ovvero sgarrare. Come abbiamo spiegato la volta scorsa, se ingarrare significava fare la scelta giusta, sgarrare ovviamente significa fare la scelta sbagliata. In questo caso l'origine è sempre latina, il concetto è sempre identico, ovvero le tracce che lasciavano i carri che portavano le merci dalla campagna alla città e viceversa, ma col corso del tempo il termine sgarrare, oltre a significare sbagliare, ha indicato anche dei comportamenti, delle trasgressioni. Per esempio, quando in cucina uno sbaglia le dosi di sale, dice che ha sgarrato col sale o ha sgarrato con la dieta, oppure una persona che ha veramente sbagliato e viene eventualmente uccisa da una terza persona, si dice che ha sgarrato, che ha veramente sbagliato e perché colpa di questo suo sbaglio si è deciso di portarla alla fine della propria esistenza, della sua esistenza. Detto questo, io vi saluto, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Bri!